20 posti letti in meno in ASL 4 a causa del trasferimento dei reparti. Per compensare sono state acquisite le unità di crisi. L'azienda spiega che al termine dei lavori i posti aumenteranno. Proseguire la riabilitazione a casa con un braccialetto digitale. 6 di questi strumenti, donati all'ospedale di Sestri Levante dall'associazione Aiutateci ad aiutare, permettono ai pazienti colpiti da ictus di continuare le cure al domicilio. Si chiama InformApp, è il nuovo strumento di comunicazione di cui si è dotato il Comune di Chiavari, una app gratuita che permette di tenersi aggiornati sugli stati di allerta meteo in corso. Il Papa all'udienza generale sottolinea: il cibo non è proprietà privata, pensiamo ai bambini in guerra. Il pane regalato per l'umanità, ha spiegato, va condiviso. Una statua di Padre Pio per l'oratorio di Sant'Erasmo a Santa Margherita Ligure. Si corona il sogno di Mariano Fontana, fondatore del comitato Padre Pio Golfo del Tigullio. I beni della Società Economica di Chiavari vengono digitalizzati per essere fruibili dal pubblico attraverso il web. Ad oggi sono state catalogate 60 opere. Una Virtus Entella affaticata non va oltre il pareggio con la Lucchese. 1-1 al Comunale di Chiavari. I biancocelesti mantengono la testa della classifica. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi la sanità in apertura. Nel piano di riorganizzazione ospedaliera della ASL 4 c'è il problema temporaneo dei posti letto che sono venuti meno. Una preoccupazione sottolineata dal personale medico, alla quale in diretta TV ha risposto la direttrice Rebagliati. Sentiamo. 10 letti dall'ortopedia di Rapallo, 4 dall'urologia trasferita a Lavagna e altri 5-6 posti dalle chirurgie brevi generali portate a Rapallo. Il totale fa 20 posti letti in meno in questo momento nei 3 ospedali dell'ASL 4. Non è poco su una popolazione che vede 50.000 passaggi all'anno, quindi vuol dire 140 media al giorno, 140 pazienti al pronto soccorso al giorno. Io ringrazio sempre i miei colleghi del pronto soccorso perché in difficoltà di personale fanno un lavoro. Trovare anche il posto, la locazione per questi pazienti e avere le risposte da dare immediate a questi pazienti è importante. Per i lavoratori dell'azienda il piano di trasferimento è stato repentino e faticoso dal punto di vista anche numerico del personale. La mancanza di posti letto poi ha portato ad acquisire le unità di crisi per compensare la situazione. Sono stati trasferiti questi reparti nell'arco di 2 o 3 giorni senza mai interrompere l'attività ambulatoriale, operativa, quindi questo in qualche maniera potrebbe anche aver messo, come dire, in difficoltà, ha messo sicuramente in difficoltà gli operatori sanitari e ha posto in eventuale pericolosità anche il trasporto dei pazienti. Perché dover trasportare dei pazienti operati quando si poteva magari, come dire, organizzarsi in maniera diversa? Ribatte punto su punto la direttrice Rebagliati: abbiamo procrastinato i lavori attendendo ancora un mese per essere pronti e non incidere sulle attività, sottolinea, per poi fare il punto sulla questione dei posti letto. I lavori sull'ospedale di Ravagna sono ancora in corso. Quando noi procederemo a trasferire completamente la cistoscopia avremo semplicemente riutilizzato tutti i posti letto che sono presenti nel reparto di degenza. Diversamente all'ospedale di Rapallo, dove abbiamo riparametrato i posti letto legati all'ortopedia in relazione al tasso di occupazione degli stessi. Di qui la necessità di trasferire la chirurgia temporaneamente sui letti dell'ortopedia nelle more di realizzare tutti i lavori che sono previsti anche sull'ospedale di Sestri Levante, che andranno ad aumentare i letti della riabilitazione, perché noi stiamo per partire con un cantiere al 6° piano e quindi avremo molti più letti a disposizione. Nel Tiguglio la sanità ha un'eccellenza di rilievo, che è l'aiuto che viene dato dal mondo del volontariato. Ad esempio in questi giorni all'ospedale di Sestri Levante è stato donato un prezioso strumento da parte dell'associazione Aiutateci ad aiutare. Siamo andati a vedere. Proseguire la riabilitazione a casa con un braccialetto digitale. 6 di questi strumenti sono stati donati all'ospedale di Sestri Levante dall'associazione Aiutateci ad aiutare. Permettono ai pazienti colpiti da ictus di proseguire al domicilio gli esercizi per guarire, con un controllo da remoto da parte dei medici. Lo stesso strumento dà al paziente anche un feedback di ciò che fa e è anche incoraggiante, nel senso che se il paziente che indossa questo braccialetto all'arto paretico tiene l'arto paretico fermo per più di 30 minuti, gli vengono dati degli stimoli che possono essere visivi, vibrazioni,
e lo portano ad utilizzare l'arto. Poi c'è un'app che si può scaricare sullo smartphone, che ormai abbiamo tutti in casa, sul quale il paziente visualizza un albero che, se il paziente lavora, l'albero cresce, fiori, foglie; se il paziente non lavora, l'albero appassisce. Quindi c'è anche questa visualizzazione grafica dell'attività. Dando la possibilità non solo di seguire il paziente a casa, ma anche dando la possibilità di comunicare una stessa azienda ospedaliera tra una struttura e l'altra, in quanto questi dati sono assolutamente condivisi e possono permettere, appunto, durante la fase di follow up, anche del passaggio di consegna tra un medico e un altro, per il fatto che comunque i dati sono sempre disponibili e analizzabili in qualsiasi momento. L'associazione Aiutateci ad aiutare di Rapallo non è nuova a questi gesti di solidarietà, con iniziative di sostegno già messe in campo per gli ospedali Gaslini di Genova e di Rapallo. I braccialetti digitali chiesti dal reparto di riabilitazione di Sesti Levante sono costati 5.000 euro. Noi generalmente facciamo dei banchetti di cose fatte da noi, di cose artigianali e delle pesche di beneficenza. Generalmente noi siamo sempre, essendo di Rapallo, siamo sempre a Rapallo. Banchetto su banchetto, insomma, pian piano. Infatti, quando c'è stato proposto questo apparecchio dalla dottoressa Focacci, abbiamo detto subito di sì, però dicendo con i nostri tempi. È un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo, ma per fortuna ce l'abbiamo fatta. E c'è una notizia straordinaria che oggi arriva dal mondo della sanità ligure. L'equipe dell'ospedale Gaslini di Genova è riuscita a salvare una bambina affetta da cardiopatia congenita e da una grave malformazione polmonare realizzando un autotrapianto polmonare. Ed è il primo caso su un paziente pediatrico. I medici hanno dovuto inventare una strategia terapeutica innovativa per dare una possibilità alla bimba che, candidata al trapianto di cuore e di polmone, era stata rifiutata da 6 centri trapianti nazionali ed internazionali per l'estrema gravità e fragilità delle sue condizioni. Oggi, dopo 75 giorni vissuti collegata ad un dispositivo che sostituiva la funzione di cuore e di polmoni, la piccola è tornata a casa con la prospettiva di poter riprendere a crescere e a vivere una vita soddisfacente. Al lavoro sul caso una squadra multidisciplinare e multiprofessionale composta da rianimatori, cardiologi, cardiochirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici perfusionisti e fisioterapisti dell'Istituto Gaslini. La bambina ha 10 anni, è di Varese, era nata prematura da una gravidanza gemellare. Oggi pomeriggio, a causa del vento, hanno ripreso a bruciare alcuni focolai dell'incendio di Cogoleto di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, al Rogo, che appunto da un paio di giorni sta creando preoccupazione nella zona a ponente di Genova. Sul posto le squadre dei volontari fin dal primo pomeriggio, che hanno in seguito consigliato l'intervento aereo sia dell'elicottero regionale sia del Canadair. L'ultimo aggiornamento parla di fiamme al limite dall'interessare le zone urbanizzate. Si chiama Informap, è il nuovo strumento di comunicazione di cui si è dotato il Comune di Chiavari. È un'app gratuita per telefonini di ultima generazione che permette di essere costantemente aggiornati sugli stati di allerta meteo in corso. Sentiamo. Si aggiunge un altro strumento per migliorare la protezione civile per la cittadinanza di Chiavari. Certo, è una cosa importantissima perché è legata alla prevenzione. Noi, più che intervenire come protezione civile nel momento che succede qualcosa, dobbiamo stare molto attenti alla prevenzione. La prevenzione è fondamentale ed è fondamentale perché noi la facciamo, ma soprattutto do un messaggio ai cittadini: interessatevi, seguite le nostre indicazioni, seguite, soprattutto utilizzate questa app perché è fondamentale la prevenzione rispetto a poi quando succede un evento. È uno strumento innovativo ma al tempo stesso molto semplice. Si potrà installare in tutti gli smartphone, per cui ci sarà un collegamento diretto tra sindaco, che è responsabile della protezione civile per tutta la città di Chiavari, e la popolazione. Molto spesso utilizziamo per comunicare le decisioni presenti in tempo reale i canali social network, ma questo amplia la gamma di persone che verranno raggiunte. Oltre ai 3 classici colori dell'allerta, c'è un colore in più, l'azzurro. A cosa serve? L'azzurro serve a comunicare le criticità meteo che non generano un'allerta, e quindi il vento, la mareggiata o il disagio per il caldo o il freddo. Inoltre servono per comunicare alla popolazione le fasi operative, quindi
che cosa sta veramente accadendo sul nostro territorio. In particolare serve per comunicare la fase di allarme, che è la fase più grave operativa, durante la quale il sindaco comunica alla popolazione di mettersi in sicurezza, salire i piani alti e non cercare di mettere in sicurezza i propri beni. C'è anche il sistema di geolocazione per chi usa l'app, a cosa serve? L'utente può scegliere di essere geolocalizzato dalla app. Questo gli permetterà di ricevere dei messaggi specifici che verranno inviati a chi si trova in una determinata area. Questa settimana a Lavagna hanno preso il via i lavori di manutenzione dei pennelli P1 e P2 rovinati dalle mareggiate. Il Comune ha affidato l'appalto alla ditta Simes Tiguglio SRL per un importo di spesa di 25.874 euro oltre l'IVA. L'intervento riguardava anche la reimmissione di materiale lapideo per il ripascimento del litorale nelle zone al di sotto dei due pennelli. Intanto vedete le immagini, è stata anche rimossa la sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria ed il pennello 2. Mentre vediamo queste immagini, ricordiamo anche la notizia di oggi che riguarda Lavagna, ossia che per il quarto anno è tra i comuni italiani insigniti della bandiera verde, il riconoscimento attribuito alle località balneari a misura di bambino. In Liguria l'hanno ottenuto anche Lerici, Noli e Finale Ligure. È assegnato da un comitato tecnico-scientifico di pediatri italiani che valutano la sabbia, lo spazio tra gli ombrelloni per giocare, l'acqua che non diventi subito alta in modo che i più piccoli possano fare il bagno in sicurezza e spiagge attrezzate con la presenza degli assistenti, pulizia garantita, bar, servizi igienici. La cerimonia nazionale di consegna delle bandiere verdi si svolgerà il 28 giugno nel comune di Praia a Mare, nel Cosentino. Sopralluogo questa mattina a Portofino dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone. Si è trattata di una visita al cantiere in piazza Martiri dell'Olivetta. Con lui anche il primo cittadino Matteo Viacava e il vice sindaco Giorgio Dalia. Da quanto emerge da una nota della regione, i lavori procedono spediti anche in vista della riapertura della provinciale 227 e della cerimonia che è in programma per sabato 6 aprile. Il cantiere sarà terminato e smantellato entro la metà di aprile, rassicura il sindaco Viacava. E andiamo sulla pagina Facebook del comune di Portofino, dove viene pubblicato un video proprio oggi durante il sopralluogo lungo la strada che appunto sta procedendo come ricostruzione. Ultimo sopralluogo sulla nuova strada provinciale prima della festa inaugurale appunto del 6 aprile prossimo. Si vede già appunto la strada che sta prendendo forma in vista della riapertura. Siamo ora all'informazione religiosa. Durante l'udienza generale il Papa ha proseguito questa mattina la catechesi sul Padre Nostro analizzando la seconda parte della preghiera, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità, pronunciando una parola che profuma di quotidiano, ha detto, ossia pane. Il pensiero di Francesco è andato a tanti padri e madri che ancora oggi vanno a dormire col tormento di non avere pane per i loro figli. Il Papa ha ricordato che il pane regalato per l'umanità va condiviso. Sentiamo. Il cibo non è proprietà privata ma provvidenza da condividere, così il Papa all'udienza generale analizzando la seconda parte del Padre Nostro, quella in cui presentiamo a Dio le nostre necessità, pronunciando una parola che profuma di quotidiano, pane. È Gesù, ha spiegato, che ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano per l'intera fraternità umana. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane. Nel Sud Sudan pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Al termine, il Papa ha consegnato un'onorificenza pontificia a Suor Maria Concetta Esu, 85 anni, originaria della Sardegna, missionaria in Africa da quasi 60 anni. Salutando la religiosa che nella sua vita ha fatto nascere migliaia di bambini, ha ringraziato tutti i missionari e le missionarie che, pur non facendo notizia sui giornali, ha detto, seminano la parola di Dio con la loro testimonianza. Il Cardinal Humes, che è l'incaricato dell'Episcopato brasiliano di tutta l'Amazzonia, lui va spesso a visitare le città e i villaggi dell'Amazzonia e ogni volta che arriva lì
me l'ha raccontato lui stesso, va al cimitero e visita le tombe dei missionari, tanti morti giovani per le malattie contro le quali non hanno degli anticorpi. E lui mi ha detto, tutti coloro meritano di essere canonizzati perché hanno bruciato la vita nel servizio. Al termine dell'udienza il Papa ha ricordato l'iniziativa delle 24 ore per il Signore, un momento di preghiera e di riconciliazione che si svolge in tutte le diocesi con l'adorazione eucaristica e la possibilità di confessarsi. A Chiavari, nella cattedrale, questo momento sarà aperto venerdì alle ore 18 con la messa presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. A seguire l'esposizione dell'Eucaristia e l'inizio del tempo per l'adorazione e appunto le confessioni. Dalle 21 alle 22 un momento di preghiera e ascolto. Sabato l'Eucaristia sarà esposta dalle 7 del mattino e sino alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. L'unica messa che sarà celebrata sarà quella delle 9:30. Alle 18 invece la messa prefestiva della quarta domenica di Quaresima. Prosegue il cammino della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nelle comunità dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. Domani pomeriggio sono in programma gli incontri con i fedeli di San Michele di Pagana e la celebrazione della messa alle ore 18. Rimaniamo in zona. Mariano Fontana è il fondatore del comitato Padre Pio Golfo del Tigullio. Ha pubblicato diversi libri di foto dedicati a luoghi di fede per le edizioni Tigugliana e ha voluto donare una statua di Padre Pio all'oratorio San Margheritese di Sant'Erasmo. L'immagine, alta circa 160 cm, è stata collocata in una nicchia. Vediamo. Qual è la storia di questo dono? È una storia un po' lunga, che dura da oltre 2 anni, quasi 3 anni. Poi per fortuna lo scorso ottobre, nel corso di una manifestazione, di un evento qui all'oratorio di Sant'Erasmo, ci siamo accorti di una nicchia abbandonata e abbiamo pensato proprio di dedicare questa nicchia, ovviamente con tutti i restauri che sono intervenuti, a Padre Pio per la collocazione della statua. Quindi tutti i lavori, la statua stessa, la realizzazione dell'opera, eccetera, è stata fortemente voluta dal comitato Padre Pio del Golfo del Tigullio, fondato da Mariano Fontana, e una parte anche di queste somme sono state devolute a favore dei frati cappuccini per la mensa dei poveri e a favore dell'oratorio, dell'arciconfraternita dell'oratorio di Sant'Erasmo, affinché possa custodire, accanto alla statua di Sant'Erasmo, che è patrono del mare, dei pescatori, degli uomini di mare, pensare di trovare questo posto anche di fede, di testimonianza per Padre Pio, e per ricordarsi che Padre Pio è stato diciamo il santo degli ultimi, degli umili. L'oratorio come il nostro, che poi di dimensioni molto piccole, non avrebbe la possibilità di ospitare tante cose, però questo ci è sembrato giusto nel senso come spazi, perché avevamo questo spazio che sembrava fatto apposta per aspettare qualcosa. Questo qualcosa è arrivato e ci ha fatto molto piacere, perché poi in fondo San Padre Pio è, diciamo, conosciutissimo, ecco, come si può dire, per cui l'abbiamo ospitato volentieri, anche perché noi con i padri cappuccini abbiamo un buonissimo rapporto, quasi fraterno, oserei dire. Ho fatto 4 libri di Padre Pio, ne ho fatto 2, altre 2 di altre fotografie di tutta la Liguria. Però un giorno mentre camminavo mi è venuta l'idea di fare la statua di Padre Pio. Questo non sono rimasto con. Ha più di 4 anni che lottiamo per mettere questa statua di Padre Pio. Una cosa che comunque adesso sono felicissimo. Farà ritorno domenica a Sestri Levante la Cassa di Santa Caterina, che per tutto l'inverno è stata esposta nella mostra dedicata ad Anton Maria Maragliano allestita a Palazzo Reale a Genova. Per celebrare questo ritorno, domenica, dopo la messa delle 9:30, l'arca processionale sarà portata dalla Basilica di Santa Maria di Nazareth all'oratorio di San Pietro in Vincoli. Sarà portata a spalle dai membri della confraternita e preceduta dal crocifisso.
Ora cambiamo argomento, parliamo dei beni della società economica di Chiavari che vengono catalogati e digitalizzati per la prima volta per essere così finalmente fruibili dal pubblico attraverso internet. Il progetto è stato presentato questa mattina, vediamo. Conoscenza, conservazione e valorizzazione sono i 3 obiettivi della prima campagna di catalogazione dei beni storico-artistici di proprietà della società economica di Chiavari. Il progetto si chiama Percorsi Chiavari, luoghi, oggetti e territorio ed è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo Fondazione Carige. Ad oggi sono state catalogate 60 opere, tra dipinti, arti applicate e design. Tra queste sono presenti le sedie leggere di Chiavari di proprietà dell'ente. Ad oggi il catalogo non è ancora pubblico, ma lo sarà presto. Per ogni opera è stata realizzata una campagna fotografica digitale. A breve in rete dunque sarà tutto fruibile e di facile gestione. La digitalizzazione e catalogazione è stata possibile con una collaborazione con Regione Liguria che ha messo a disposizione in un accordo che è stato siglato il proprio registro, il proprio catalogo e quindi tutti questi beni diventeranno anche oggetti preziosi a livello telematico e quindi diciamo fruibili e consultabili. Questo per quanto riguarda la parte evidentemente espositiva appunto dei dipinti e delle sedie. Poi c'è tutta la parte invece legata, che è bellissima, affascinante, del retro biblioteca. La biblioteca è vitale, anche questa, abbiamo visto tanti ragazzi oggi, ma abbiamo dei manoscritti preziosissimi, degli atlanti, degli oggetti che non si possono neanche toccare, no? Da quanto sono storici ed emozionano sostanzialmente. Quindi l'impegno che possiamo prenderci oggi è inserire questa parte di volumi in un altro processo di catalogazione che però è diverso e che è frutto di un protocollo che è stato siglato con la società Digitweb, che avrà il compito proprio di offrirsi, proporsi in un accordo che però poi sarà tra privati sostanzialmente per la catalogazione anche di tutta questa parte di volumi. L'Associazione Amici del Teatro Cantero richiama l'attenzione dei politici per sostenere la riapertura della storica struttura chiavarese. Tra i punti che emergono in una lettera inviata a tutti i sindaci del Tigullio: primo, la richiesta di realizzare una specifica fondazione Teatro Cantero, utile anche per reperire fondi e finanziatori. Secondo, la nomina di un direttore artistico capace di garantire il rilancio della struttura. E terzo punto, l'elaborazione di un programma coerente, diversificato e qualificato. Siamo convinti, scrivono i membri dell'associazione, che il solo obiettivo della riapertura non sia sufficiente. Sarà l'attività imprenditoriale e culturale della Fondazione la vera macchina capace di ridare un futuro al teatro. E rimaniamo a Chiavari, andiamo sulla pagina Facebook del sindaco Marco Di Capua che riferisce di un sopralluogo nella giornata di oggi per verificare lo stato dei lavori a Palazzo Rocca. Iniziata la demolizione del tetto che si trova in condizioni pessime, scrive il Primo Cittadino. Invece la copertura e i ponteggi sono di grande qualità. Vediamo anche alcune foto appunto che dimostrano lo stato di avanzamento di questi lavori. Sempre in ambito amministrativo sono state completate le opere pubbliche realizzate a Cogorno nei pressi del Palazzo Comunale. 2 piazze destinate a parcheggio per un totale di 46 posti auto. Si tratta di un intervento correlato alla realizzazione di nuove palazzine e di aree produttive nella stessa zona. È stata sistemata anche una nuova illuminazione a LED ed è stata allargata la strada di collegamento tra via Divisione Coduri e Corso Risorgimento. Sono stati poi costruiti nuovi marciapiedi, mentre le finiture verranno completate tra qualche mese, perché nel frattempo è iniziata la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di Corso Risorgimento. Prossimamente poi sarà sistemata una fontana nell'aiuola tra via Divisione Coduri e il Palazzo Municipale. E ora andiamo a vedere gli appuntamenti per domani, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti per giovedì 28 marzo. Dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico al piano terreno di Palazzo Rocca a Chiavari. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. A Sestagodano, giornata all'insegna dello sport in occasione della terza edizione del trofeo comitato FIC Liguria di discesa in kayak. L'evento si terrà nel fiume Vara alle 10:30 località Vizzà e successivamente in località Montorni. In occasione della 12ª giornata nazionale della disabilità intellettiva e relazionale, ANFAS apre le porte alle persone per sensibilizzare ed informare su queste disabilità. Gli appuntamenti sono a Rapallo, nella struttura ANFAS di Via degli Aranci dalle 10 e a Villa Gimelli dalle 10 alle 15.
L'Accademia Culturale di Rapallo organizza a Villa Quairolo l'incontro Le proprietà antropologiche della cultura con il filosofo Antonio Codazzi. Come ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 al Centro Benedetta Acquarone di Chiavari, l'Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento offre aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcolismo. Alle 21 nel Salone Open Music del Villaggio del Ragazza San Salvatore di Cogorno si terrà un incontro con il batterista blues Tony Coleman. Per eseguire lavori di adeguamento nella galleria Pian della Madonna è chiuso in entrambe le direzioni il tratto Deiva Marina Carrodano della A12 in orario notturno dalle ore 21 fino alle 5 del mattino. L'intervento è iniziato lunedì e prosegue sino al 4 di aprile. La decisione è stata presa da Salt, che gestisce questo tratto, e dunque il traffico viene deviato verso l'Aurelia e la viabilità provinciale, causando anche disagi soprattutto nella zona del Passo del Bracco. È stato pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al 91esimo corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. È finalizzato all'arruolamento di 768 allievi marescialli del contingente ordinario e di 62 per quello di mare. La domanda di partecipazione, da presentare entro mezzogiorno del 12 aprile, dovrà essere compilata esclusivamente via internet all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it. Tutte le informazioni sul sito istituzionale della Guardia di Finanza. Siamo così allo sport. Calcio, Serie C, è terminato 1-1 il recupero dell'8ª giornata di campionato tra Virtus Entella e Lucchese. La partita è andata in scena ieri sera al Comunale di Chiavari. Sentiamo. Al gol di Lombardo risponde Paolucci e termina 1-1 il recupero dell'8ª giornata del campionato di Serie C tra Entella e Lucchese al Comunale davanti a 1700 spettatori. L'Entella non riesce a vincere una partita che sarebbe diventata molto importante per il proseguo della stagione. Dopo un buon approccio a passare in vantaggio infatti sono i toscani grazie al gol di Lombardo. Bella reazione dei ragazzi di Boscaglia che pochi istanti dopo con Andrea Paolucci che trova il suo primo centro stagionale pervengono immediatamente al pareggio. Nella ripresa il tecnico siciliano mette dentro praticamente tutti gli attaccanti a sua disposizione ma non riesce ad arginare il muro eretto della Lucchese, giocando un secondo tempo un po' sottotono in difficoltà. L'Entella non vince da 4 partite, mantiene però 4 punti di vantaggio sul Piacenza da gestire in questo finale di stagione. Adesso un po' di riposo e poi lunedì prossimo al Piola di Novara, sfida molto importante contro il Novara di Giuseppe Sannino. La partita si presentava difficile perché comunque giochiamo contro una squadra che tra virgolette libera di testa perché il risultato lo vuole ma è l'ultima cosa che pensa, quindi squadra anche organizzata che gioca un buon calcio, quindi diventa difficile. Noi abbiamo avuto un buon approccio, poi alla prima abbiamo preso gol perché abbiamo aperto la barriera su una punizione tra virgolette innocua. Poi abbiamo avuto una grande reazione, nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche spazio lì davanti che non abbiamo sfruttato, non abbiamo avuto una buona giornata. La notizia positiva è che è stata una cosa generale, quindi... Mancano 7 partite, avete 4 punti di vantaggio sul Piacenza, con tutto quello che è successo, il campionato è cominciato a novembre, è un risultato straordinario, penso che chiunque avrebbe messo la firma a essere in questa situazione a fine marzo. Sì, la realtà è questa, facendo fatica in questi mesi abbiamo giocato sempre, ci siamo lamentati e penso che adesso dobbiamo far quadrato come stiamo facendo, stiamo bene perché comunque siamo un grande gruppo e cercheremo di portare avanti questo obiettivo che sarebbe un'impresa per come è cominciato il campionato, però siamo lì davanti e dobbiamo assolutamente farci. C'è molta Rapallo pallanuoto nella squadra nazionale che si appresta ad affrontare la Final Six di Europa Cup in programma dal 29 al 31 marzo a Torino. Le giallo-blu convocate nel 7 rosa sono Giulia Emmolo, Federica Lavi, Silvia Avegno, Carolina Marcialis, Giulia Viacava e Sofia Giustini. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Missione Mondo. Don Siriac intervisterà Francesca Caporello e il fidanzato Marco De Vincenzi che hanno svolto un'esperienza in una missione in India. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.